Scattano le 48 ore di sciopero dei driver della sede Amazon di Vigonza, proclamato dalla CGIL, che annuncia che lo stop potrebbe essere prolungato anche nel fine settimana, dopo mesi di trattative a livello nazionale per garantire ai lavoratori una riduzione di orario e di impegno settimanale. Non è stato infatti raggiunto alcun accordo, spiega il sindacato. Le motivazioni sono le stesse che ci hanno portato a marzo del 2021 a mettere in piedi la prima protesta anche a livello italiano di questo settore, e sta tutta concentrata nello sfruttamento di questi lavoratori, un salario basso a fronte di rischi elevati e di un impegno straordinario. Inoltre la metà dei lavoratori è in una situazione di precariato e in Veneto la situazione è ancor più delicata con l'apertura di 3 filiali a Vicenza, Treviso e Venezia. Nelle ultime ore è giunta anche una notizia che 160 persone dovranno essere trasferite presso 2 siti, uno a Venezia e uno a Vicenza. Tutto comunicato tramite SMS. Il sindacato aveva intrapreso anche un dialogo con Asso Espressi. Il 17 settembre c'era stato un incontro, ma anche in questo caso la trattativa è fallita.